Daniele Cannas, complimenti. Vincete 4-2 con la Nusei, fai doppietta, col gol dell'andata fanno 3, un bell'inizio, un impatto molto buono a vita sinistra, tuo e della squadra. Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, siamo molto contenti per il passaggio del turno. Più che il risultato sicuramente contava la prestazione che penso sia arrivata sia all'andata lì alla Nusei che al ritorno. 10-15 minuti di blackout dove Infatti. sicuramente dobbiamo migliorare, il mister ci ha già strigliato, sicuramente martedì parleremo anche di questo, però siamo felici per essere l'inizio. Stai vedendo il punto appunto sul fatto che eravate 2-0, partita in pugno, poi 2 gol della Nusei, forse il cooling break vi ha dato la parte finale della ripresa dove poi avete fatto gli altri 2 gol. Guarda, non è una scusa, però sicuramente essendo una squadra tutta giovanissima e poi tutta nuova, magari abbiamo dei cali di tensione che sicuramente non devono succedere perché in campionato è come lo stesso oggi siamo stati puniti, quindi già dalla prossima dobbiamo farci preparare, dobbiamo farci trovare pronti e il cooling break forse ci ha anche salvato questo momento un po' di down. Guardate i 2 gol, nella prima credi in questa palla ti infili, arrivi davanti al portiere, la metti dentro, il 4-2 ci hai creduto tanto, il difensore era in vantaggio, però la palla alta, arrivi, sposti, prendi palla e non perdoni. Allora, il primo gol sicuramente è stato anche fortunato per la deviazione del difensore che ha alzato un po' la traiettoria Certo. per il portiere, però dai, sono stato bravo a crederci su quella palla vagante. La seconda, lo stesso lì è un 50-50 perché comunque quando rimbalza il pallone il difensore è sempre in difficoltà, lì sono stato bravo a mettermi davanti col corpo ed essere freddo davanti al portiere, sono molto contento di questi inizi. Hai chiuso la partita lì, però poco prima, gran gol di Yannick Begré, era fucilata dai 20 metri, vi ha riportato avanti e tranquillizzato. Penso che questo ragazzo non abbia ancora capito quanta potenzialità abbia, io l'ho visto in allenamento, in 2 partite ha già dimostrato tanto, è veramente veramente forte, gli faccio i complimenti, spero che continuiamo a crescere sia io, lui e tutta la squadra. Squadra nuova, ma squadra che sa pungere, una buona difesa da registrare qua appunto quei 10-15 minuti. Tu personalmente trovi continuità di prestazioni e si vede perché stai segnando e credo che ne farai tanti. Guarda, sì, quei 15 minuti ci serviranno durante la stagione, anzi forse anche un bene che siano capitati, almeno sappiamo che ci troveremo molte volte in difficoltà e dovremo reagire. Poi sì, per un attaccante il gol è fondamentale. Io avevo bisogno di fiducia, qua la sto trovando continuità. Il mister ti conosce. Il mister mi conosceva già da Nuoro, quindi ho scelto questa piazza anche per questo, quindi spero che più passi il tempo, più la fiducia di tutta la squadra cresca per mettere sia me che tutti gli altri nelle condizioni di fare il meglio. Il gol a quale? La dedica perché ho visto che ti rivolgevi in tribuna, mandavi baci, cuori e tutto quanto. Dedico il vabbè alla mia ragazza perché è venuta a vedermi e poi ho fatto un'esultanza un po' particolare perché era Ecco. una promessa ad un mio amico, quindi ha fatto anche abbastanza ridere. Senti Daniele, che giudizio dai di questo Villas? È difficile tarare e già vedere un po' le forze in campo. Adesso ci sono stati questi due gare di Coppa, qualche indicazione? È più difficile dire dove potete andare voi e dove possono andare gli avversari. Allora, penso che sia un po' presto, perché comunque il calcio di agosto, adesso inizia settembre, già dalle prime di partite di campionato vedremo le forze in campo. Non mi sento di darci un obiettivo, il nostro obiettivo è fare bene in qualsiasi campo in cui andremo, quindi con calma, piedi per terra e poi piano piano le forze del campionato usciranno fuori. Esordio bello tosto, trasferta Gavoita loro, quindi subito in temperatura. Maristea è uno dei campi forse più tosti di questa eccellenza, un pubblico caldo, vicino alle mie zone quindi li conosco bene e niente, ci faremo trovare pronti senz'altro e vedremo domenica chi la spunterà. Vicino alle tue zone mi ricorda che cosa? Che comunque al prossimo turno c'è la Norelli. Esatto, al prossimo turno c'è la Nuorese, sarà una partita speciale sia per me che ci sono stato, sono diciamo di quelle zone, poi per altri ex che troviamo in squadra e soprattutto anche per il mister che che è stato lì, quindi Certo. speriamo bene per questa partita. Intanto ti rinnovo i complimenti, ti faccio un grosso in bocca al lupo e non sarà, fai tutti gli scongiuri, non sarà difficile trovarti in doppia cifra quest'anno. Grazie mille, viva il lupo e vedremo. Grazie ancora.